Tra poco la bellissima clip dedicata al Pallone d'Oro 2013 Ronaldo. E adesso ritorniamo a parlare di promozione, però prima dobbiamo salutare l'ingresso del nostro nuovo ospite, a mister Mario Giuffrida, città di Mascalucia, prima categoria. Ciao Mario. Grazie. Come stai? Stai bene? Bene. È il tuo debutto televisivo? Sì, sì. Quindi insomma speriamo di portare bene, anche perché insomma l'incontro di sabato è finito in parità tra mestieri. Sì, è andato bene. Però siete secondo me sulla buona strada, Sì, perché siete sempre nella zona playoff, quindi ancora tutto da scrivere. Il campionato è ancora lungo, giustamente. Certo. Allora, campionato di promozione lo facciamo subito con il girone C e poi avremo anche il commento tecnico di Ciccio Rametta. Risultati e poi la classifica. Sporting Priolo, Rari Nantes 0-0. Real Aci, Atletico Catania 1-0. Atletico Pedara, Giarle 0-0. Aci San Filippo, Real Avola 2-1. Sport Club Palazzolo, Sicula Leonzio 0-2. Comprensorio Normanno, Sporting Battiati 0-0. Pachina Troina 5-0. Riposa a Gira Nissoria. Pareggio della squadra che è prima in classifica, il Giarre a Pedara, ne approfitta la Sicula Leonzio per insomma rosicchiare due punti al battistrada di Romeo. Guardiamo la classifica al completo. Giarre Calcio 44 punti, Sicula Leonzio 37, Comprensorio Normanno 35, Sporting Battiati 33, Real Aci Atletico Catania 28 punti, Sport Club Palazzolo 27, Sporting Priolo 26, Pachino 25, Aci San Filippo 24 punti, Atletico Pedara 18, Troina 15, Rari Nantes 11, Agira Nissoria 8, chiude la classifica Real Avola con 5 punti. Beh, i punti sono sempre tanti di distacco tra la prima e la seconda in classifica, però 2 punti in meno aiutano ad alimentare la possibilità, insomma, di un recupero da parte delle altre squadre che inseguono questa squadra di Maurizio Romeo. Il commento di Ciccio. Sì, allora abbiamo analizzato i gironi A e B, che sono quelli più equilibrati in ottica vittoria finale. Adesso che andiamo al girone C, che anche come il girone D hanno due padroni indiscussi da tempo. In questo caso parliamo del Giarre, che si è fermato sullo 0-0 a Pedara, una partita molto tattica e molto tirata. Però ancora una volta il Giarre ha dimostrato di avere un'ottima tenuta difensiva. E ne ha approfittato giustamente la Leonzio. Ne ha approfittato la Leonzio, una partita che ho seguito molto attentamente e si è sviluppata tutta nel primo tempo. Sono arrivati 2 gol di Nicotre e Costanzo e in più il Palazzolo ha avuto una grande chance per rientrare in partita, ma ha fallito un rigore parato dal portiere lentinese. Per cui la Leonzio ha superato il comprensorio Normanno, fermato in casa per 0-0 dallo Sporting Battiati, e adesso si trova al secondo posto. Faccio notare che dalla Sicula Leonzio seconda all'Aci San Filippo, che ha 24 punti, possiamo considerare tutte queste squadre in lotta per i playoff. Oggi è stata importantissima la vittoria del Real Aci 1-0 sull'Atletico Catania, vittoria che ha permesso a questa compagine anche un po' inaspettata e molto importante in ottica classifica. C'è stato l'aggancio del Real Aci all'Atletico. E poi andiamo un attimino a segnalare anche questo 5-0 interno del Pachino col Troina, che mi ha molto colpito. Evidentemente anche il Pachino vuole dire la sua. E l'ultima parentesi te la faccio sul fanalino di coda, il Real Avola. In settimana mi sono un po' documentato e ho seguito le loro comunicazioni su Facebook, perché hanno una pagina curata. Hanno cambiato presidente, domenica scorsa avevano vinto, oggi avevano una grossa chance perché la Gira Nissoria riposava, però sono andati a perdere 2-1 di misura contro l'Aci San Filippo. Che è un campo molto difficile. Non la darei spacciato questo Real Avola. Quindi tu vedi un possibile ritorno? Possibile, niente di che, perché comunque in zona playout mi pare tutto definito, ci sono 6 punti tra il Pedara e il San Filippo. Diciamo che non è detto che l'Avola retrocederà. Infatti. Direttamente. Proseguiamo e chiudiamo la parentesi del campionato di promozione, subito lettura dei risultati e della classifica di questa quarta giornata di ritorno. Ribera 1954, Aquila San Michelese 6-0, USA Sport Aragona 3-1, Mussomeli Calcio Canicattì 3-0, Atletico Gela Comiso 2-2, Jobbing Santa Croce Libertas 2010 2-0,
Accademia Empedoclina Sciacca 1-3. Riposano Real Biscari e Sporting Club Racalmuto. Risultato tennistico per il Ribera 1954, ben 6 gol all'Aquila San Michelese e continua a questo punto sempre di più questa marcia trionfale per la squadra agrigentina. Guardiamo la classifica. Ribera 54, 44 punti. Mussomeli 36. Libertas 2010 31. Sporting Club Racalmuto Sciacca 26 punti. Canicattì e Comiso 23. Aragona e Jobbing Santa Croce 19 punti. USA Sport 18. Accademia Empedoclina 17. Atletico Gela 15. Real Biscari 8, chiude la classifica Aquila San Michelese con 7 punti. Ricordiamo che lo Sciacca ha 2 punti di penalizzazione e lo Sci che ormai da parecchie settimane è stato escluso dal campionato dopo la 4ª rinuncia. Chiudiamo il campionato di promozione, abbiamo il solito commento anche tecnico del nostro Ciccio Lametta. Sì, valanga di gol nel girone D, ben 23, nonostante sia appunto in virtù dell'esclusione dello Scicli il girone con meno partite, 23 gol segnati. C'era questo testacoda tra il Ribera capolista e l'Aquila San Michelese Fannalino e il Ribera, vincendo 6-0, era un discorso che facevamo qualche settimana fa, dice quando una partita è troppo differente le potenzialità, è bene fermarsi o è bene andare avanti? Tra poco questa domanda la faremo anche i nostri ospiti. Sono sempre stato un sostenitore del fatto che rispettare l'avversario significa giocare fino alla fine, quindi evidentemente il Ribera la pensa come me, è andato a vincere 6-0. Non da meno il Mussomeli che ha vinto 3-0 in casa col Canicattì e resta in scia, per quanto il Ribera credo possiamo definirlo artefice del proprio destino fino alla fine come il Giarre poco fa. Chiudo facendo le segnalazioni, 2 vittorie importanti nella zona medio-bassa della classifica, USA Sport e Jobbing Santa Croce, importanti vittorie casalinghe che le rilanciano in pieno. Indubbiamente. La domanda la dobbiamo rivolgere ai nostri ospiti. Che cosa bisogna fare sul 6-0? Bisogna fare giro palla oppure rispettare gli avversari giocando lo stesso sino all'ultimo anche istante? Sul 3-0 diciamo. Anche sul 3-0. La parentesi sul 3-0 insomma dovrebbe essere molto più larga perché sappiamo benissimo a cosa immaginiamo di che cosa stiamo parlando. Però in questo caso 6-0 il Ribera, che tra l'altro è uno squadrone, risaputa questa cosa, insomma che dovrebbe fare secondo te in quel momento un mister? Dovrebbe dire alt, fermatevi, fate il giro palla oppure continuate perché in questa maniera continuiamo a rispettare gli avversari? Ma diciamo che ha incontrato anche l'ultima del sì, girone. In questo Poi caso sì. Dipende anche dalle situazioni che si creano, dalla situazione che c'è in campo, dagli eventi. Frenare una squadra diciamo che non è neanche facile. Non è neanche facile. Certo, poi arrivati a un certo punto rallentare un po' i ritmi sarebbe doveroso. Queste partite spesso entrano in campo giocatori meno utilizzati, quindi per mettersi in mostra è giusto. No, è difficile frenare una squadra che ha dei ritmi diversi. Il problema è proprio lì, sono i ritmi impiegati. Esatto. Tra una che è in testa alla classifica e una che è fanalino di coda. Come in questo caso. Però arrivato a un certo punto si potrebbero anche un po' abbassare i ritmi e quindi contenere quelli La parola fermarsi non la vuole usare nessun allenatore. Fermarsi non ha senso. Vittorio, invece tu che cosa ne pensi? Ti è capitato nel settore giovanile insomma di avere una disparità tecnica? La risposta è ancora più interessante perché la insegna ai ragazzini. Nel settore giovanile mi è capitato sia di prendere 10 gol che di farli. E in questo caso cosa è successo? Come ti sei comportato? Come si è comportato il mister avversario? Guarda, il settore giovanile è chiaramente un discorso a parte, perché nel settore giovanile, quello che è giovanissimi allievi, fai un lavoro che prescinde da quello che è il risultato finale. Nel senso c'è un lavoro mirato alla crescita dei ragazzi anche sotto l'aspetto comportamentale, caratteriale, è tutto un discorso diverso. Il fermarsi in generale, per quanto mi riguarda, io secondo me rispetto all'avversario se continuo a giocare. Sono d'accordo col mister qui accanto che dice chiaramente abbassi un attimino il ritmo, ma io parto dal 9-0 della nostra prima squadra, che è stato a quanto pare molto criticato, ma quando un primo tempo finisce 6-0, tu fai 3 cambi per cercare di dare spazio,
Io non conosco mai, non ho mai conosciuto un giocatore che entra in campo e dice mister, io entro, la do indietro, faccio l'autogol perché stiamo 6-0. La tua è una risposta intelligente. Perfettamente Complimenti, d'accordo. complimenti, è giusto. Va benissimo, adesso ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultimo lancio pubblicitario, poi subito dopo anche vi presenterò la clip dedicata al Pallone d'Oro 2013 Cristiano Ronaldo. Tra l'altro avremo anche ancora la tua presenza perché parleremo del campionato. Cristiano Ronaldo, fammele dire. Va bene, ok, tra poco mi dirai anche il tuo pensiero su Cristiano Ronaldo, pubblicità. Rimanete sintonizzati con Penalty.